Nell'ambito delle attività della tutela delle risorse ittiche, la Capitaneria di Porto Empedocle ha sanzionato un peschereccio empedoclino per pesca in zona non consentita. Infatti è stata portata a termine un'importante attività di contrasto alla pesca illegale. Gli uomini della Guardia Costiera sono entrati in azione a seguito della rilevazione da parte di un mezzo aereo del Corpo di un peschereccio intento ad effettuare attività di pesca in un'area interdetta destinata al ripopolamento ittico denominata ad ovest del bacino di Gela. L'area nella quale è stata riscontrata l'attività illecita fa parte di una delle 3 aree di restrizione che sono state individuate nel Mar Mediterraneo per la tutela di alcuni stock ittici, nello specifico il nasello europeo e il gambero rosa. Nello specchio acque in questione vige il divieto assoluto di pescare con reti a strascico. Dopo che il mezzo aereo della Guardia Costiera ha individuato il motopesca intento in attività fraudolenta, è prontamente intervenuta una motovedetta del Corpo che lo ha intercettato in mare e scortato fino al porto Empedoclino. L'attività ispettiva ha portato alla contestazione di ben 3 verbali e a 2 sequestri amministrativi per sanzioni che ammontano complessivamente a 6.000 euro. Nello specifico sono stati inoltre sequestrati 40 metri di rete non conforme alla normativa prevista, 33 kg di prodotto ittico in quanto pescato con attrezzi non consentiti. L'intero prodotto ittico sequestrato, considerato in buono stato di conservazione da parte del veterinario, è stato devoluto in beneficenza presso enti caritatevoli. L'operazione rientra in una più ampia attività di controllo e monitoraggio dell'attività di pesca posta in essere dalla Capitaneria di Porto Empedocle, Guardia Costiera, a salvaguardia delle risorse ittiche, degli ambienti costieri e della salute dei consumatori, attività che verrà posta in essere costantemente.